Dal cappello del mago. Amici, eccoci qua e benvenuti, bentrovati. Io come sempre sono il mago Alesgar. Eccoci qua. Beh, allora mettetevi comodi perché iniziano proprio in questo istante le nuove avventure di Dal cappello del mago. Wow! Beh, allora, cari amici, quest'oggi avremo tante avventure. Come sapete, io non mi ricordo mai bene quello che deve succedere. Ecco, diciamo succede e basta, lo estraggo dal mio cappello, meno male che ho il mio amico saggio alieno che si ricorda tutto, ma tutto. Allora, innanzitutto saluto voi, ma andiamo a salutare anche il saggio alieno. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, lui viaggia, naviga, gira, insomma, mamma mia, ne combina di tutti i colori. Io non so come faccia a ricordarsi davvero tutto. Saggio alieno, visto che sei molto preparato, ecco, è un po' il mio segretario, che cosa faremo in questa puntata? Caro mago, in questa puntata avremo un po' di musica con le tue canzoni estratte dal cappello e ci presenterai anche una magica storia, certo, tutta da ascoltare. Ah, ma certo! Adesso ricordo perfettamente. Sono pronto per iniziare queste avventure di Dal cappello del mago. Voi siete pronti, amici? Mettiamoci comodi, ma prima dobbiamo ricordarvi una cosa. Che cosa, amici? Su dai, scrivici coraggio, con la penna al tuo braccio, basta solo un po' di impegno, dai su mandaci un disegno. Su dai, scrivici coraggio, la tastiera è il tuo braccio, con l'adulto e il nonno saggio, puoi mandarci anche un abbraccio. Ma che bello iniziare con un po' di musica, e allora mi raccomando scriveteci a ciao@gmail.com. Aspettiamo i vostri disegni e tutto quanto, e iscrivetevi anche al canale YouTube Mago Alesgar, sul quale troverete tutte le puntate ma anche delle curiosità. E allora dai, cominciamo subito le avventure di Dal cappello del mago. Semina attenzione, vola l'immaginazione. Semina attenzione, viaggia l'immaginazione. Se ora stai attento, puoi volare
Benvenuti amici nella nostra stanza delle magiche storie che io estraggo dal mio cappello, naturalmente. La storia di quest'oggi si intitola L'invito di Ottavino. Ascoltiamola. Ottavino un bel giorno si mise in testa di fare una cosa diciamo diversa. E dico diversa sapete perché di solito non si fa comunemente. Diversa perché potremmo dire da lei tutti tendono a sfuggire. Tutti tendono a levarsela di torno, mentre Ottavino, all'opposto, quel giorno aveva deciso di andarle incontro. Andandole incontro proprio in pieno alla noia, niente po' di meno. Si era preso, diciamo, la briga, quasi quasi con aria di sfida, di fare quelle attività che in un momento l'avrebbero riempito di noia e del suo sentimento. Effettivamente, ogni volta riconosceva l'effetto, la noia arrivava e giungeva nel petto come una patacca buia e scura a cui tutti faceva paura, o comunque, diciamo, in buona sostanza, chiunque voleva tenersela alla larga. Ma Ottavino invece quel giorno, oibò, decise di compiere quelle cose che l'avrebbero annoiato un bel po', perché la sera prima in TV qualcuno aveva detto le cose belle e brutte vanno prese di petto e portate a braccetto. Così, anche se fare i compiti lo annoiava, dentro sé Ottavino la chiamava: su dai, vieni, noia, coraggio, che se vieni ti coloro il braccio. Anche se metteva a posto la camera, se mettere a posto la camera lo stufava, dentro sé lui forte la chiamava: su dai, vieni, noia, coraggio, che se vieni ti do un bel bacio. Se stendere con la mamma lo annoiava, dentro lui Ottavino la invitava: su dai, vieni, noia, coraggio, che se vieni ti do un abbraccio. Su dai, vieni, noia, coraggio, che ti prendo sotto il braccio. Su dai, vieni, noia, coraggio, che se vieni magari ti assaggio e chissà forse non hai un saporaccio. Su dai, vieni, noia, coraggio, che se vieni, sai cosa faccio? Ti coloro tutta d'arancio e poi di verde, di giallo e di blu, e la prossima volta che tornerai proprio tu sarai più simile a un arcobaleno, avrai un volto un po' meno nero e magari persino più sereno. Chissà poi invece di farmi annoiare, dal ridere mi farai scompisciare. Probabilmente la noia, sapete che crede? Che tutti scappino appena uno la vede. E invece vedendo così Ottavino gioioso, si smorzava della noia il suo spirito noioso. Con quel modo di fare che ti prende al petto, si spegneva della noia tutto il suo effetto. Perciò, da essere brutta e cupa fuori misura, almeno la noia di Ottavino aveva cambiato natura e inoltre non era più una patacca scura o marrone, ma aveva cambiato persino il suo colore. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Grazie caro albero, ma che bello il nostro albero burlone, sempre piantato ma molto simpaticone. Siamo giunti al termine e come sempre, ecco, in chiusura noi vi ricordiamo una cosa e ve la ricordiamo cantandovela, giusto amici? Su dai, scrivici coraggio, con la penna al tuo braccio, basta solo un po' di impegno, dai su mandaci un disegno. Su dai, scrivici coraggio,
La tastiera è il tuo braccio, con l'adulto il nonno saggio, puoi mandarci anche un abbraccio. Dai, scrivici coraggio, con la penna e il tuo braccio, basta solo un po' di impegno. Dai, su, mandaci un disegno. Su, dai, scrivici coraggio, la tastiera è il tuo braccio, con l'adulto il nonno saggio, puoi mandarci anche un abbraccio. Bravi, benissimo, con un po' di musica è bello, con la musica è sempre meglio. Ecco, quindi mi raccomando, scriveteci a ciaociaomago@gmail.com. Aspettiamo i vostri saluti, i vostri disegni, insomma fatevi aiutare da un grande, da chiunque, ecco, vi possa aiutare giustamente, e iscrivetevi anche al canale YouTube Mago Alesgar. Beh ragazzi, noi ci rivediamo sempre qui, stesso posto per altre avventure magiche qui ad Al Cappello del Mago. Ciao! Dal cappello del mago.